Non ne eravamo a conoscenza, lo abbiamo appreso, abbiamo ricostruito la vicenda, è un momento delicato, abbiamo richiesto all'amministrazione comunale di seguire la questione perché è un bene di privati ma c'è un interesse pubblico, è importante che la città di Conegliano mantenga un cinema aperto e disponibile per la comunità. Noi guardiamo con attenzione a questa vicenda, guardiamo anche al fatto che il sindaco è intervenuto personalmente per seguirla, come credo si debba fare e come devono fare tutti i portatori di interesse. Anche noi siamo a disposizione, qualora ce lo richiedano, per fornire l'assistenza e anche i servizi che forniamo alle aziende del commercio, anche in particolare per le attività collaterali legate al cinema, che possono essere la pizzeria e il bar. Noi eravamo al corrente della situazione difficile sicuramente in cui versava la società di Fabris, però eravamo anche al corrente che stesse cercando una soluzione. Ci ha colpito un po' la chiusura e da allora ci siamo attivati. Noi siamo ottimisti nel senso che abbiamo visto insieme a Fabris alcune architetture che gli possono permettere di uscire dalla situazione in cui versa, anche perché ricordiamo che il cinema è l'unico cinema che c'è a Conegliano, per cui per noi è di fondamentale importanza che riapra il prima possibile. Sicuramente la situazione poteva essere migliore se l'avessimo saputo prima. Assolutamente, anche più di un incontro abbiamo fatto nelle ultime settimane, quando l'abbiamo convocato, quando abbiamo saputo qual era la situazione. Lui in maniera molto onesta, devo dire che ci ha proposto quali erano le ipotesi di soluzione. Ricordiamo che lui per Conegliano sta facendo molto, perché tutta la stagione teatrale del Teatro Accademia, in più il cinema Méliès è veramente una persona che ha dato tanto alla cultura, però non possiamo, ho detto a lui come dico oggi a voi, permetterci che non ci sia un cinema a Conegliano e per questo ci stiamo attivando. Ripeto, sono moderatamente ottimista perché stiamo cercando delle soluzioni che permettano di riaprire il prima possibile.